Il dibattito sul salario minimo fissato per legge a 9 euro irrompe anche in Veneto, dove sono tantissimi i lavoratori che guadagnano meno, una popolazione pari alla somma dei residenti nelle città di Verona e Padova. I sindacati però sono divisi, la CGIL è a favore, la CISL e la UIL sono contrarie, anche se sono d'accordo sui numeri che ha fornito l'INPS. Si deve presumere che i rapporti di lavoro sotto i 9 euro l'ora siano circa 450.000. Lo dice il direttore regionale dell'INPS, quindi quasi 500.000 di lavoratori veneti percepisce meno di 9 euro all'ora. Sarebbe interessato quindi alla misura del salario minimo per legge. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 6 luglio 2023, un giovedì di pioggia per quello che si può vedere nelle prime ore della giornata, una mattinata di piogge temporali su tutta la regione. Il pomeriggio invece il tempo resterà instabile, ma darà spazio a schiarite soprattutto in pianura, fino a raggiungere un cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso la sera. Queste le previsioni dell'ARPAV, ma torniamo alla prima notizia del giorno che riguarda il salario minimo. Il Corriere del Veneto scrive che i sindacati sono divisi, anche se la misura coinvolgerebbe 450.000 veneti. Sono tanti, secondo l'INPS, i lavoratori che percepiscono meno di 9 euro in Veneto. La CGIL parla di una misura urgente contro l'inflazione, la CISL invece ha una stima diversa sul numero di lavoratori veneti che potrebbero beneficiare del salario minimo. Per la CISL sarebbero 30.000, una porzione molto più ridotta, quindi la CGIL parla di 250-300.000 persone e guida la protesta per un salario minimo di almeno 9 euro l'ora. CISL e UIL invece temono che questo parametro finirebbe per peggiorare la situazione retributiva di larghe fasce di lavoratori. Per CISL e UIL il vero nodo da sciogliere è quello dei contratti e del lavoro nero, una miriade di forme contrattuali diverse con pochissime tutele giustificate da sigle sindacali con poca rappresentanza che finiscono per risultare inefficaci contro i troppi contratti pirata. La notizia sul Corriere del Veneto e ancora anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. Circa 300.000 lavoratori veneti interessati dal salario minimo, questo il titolo dei quotidiani del gruppo GEDI, con le dichiarazioni di Tiziana Basso, segretaria regionale della CGIL Veneto. È davvero ampia la platea delle persone pagate meno di 9 euro l'ora. Tiziana Basso dice: l'inflazione impoverisce tutti, bisogna rinnovare i contratti. E mentre la discussione sul salario minimo fissato per legge prosegue in Parlamento e naturalmente nel Paese, noi voltiamo pagina, proseguiamo parlando di ambiente e cambiamento climatico. Allora, sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI leggiamo una notizia sulla pioggia del mese di giugno che non ha avuto una quantità, un dato eccezionale, quindi giugno non è stato eccezionale dal punto di vista delle precipitazioni, appena il 2% di piogge in più rispetto alla media. La portata dei fiumi resta quindi bassa. Nella giornata di oggi, come abbiamo visto dalle previsioni ARPAV, sono attesi gli ultimi temporali. E sempre in tema di cambiamento climatico, dal Friuli Venezia Giulia arriva l'allarme: se continua così le stazioni sciistiche saranno presto tutte chiuse. Gli esperti alla conferenza di Roma: nessuna pista da sci avrebbe una copertura nevosa sufficiente. Gli operatori sciistici del Friuli mettono le mani avanti, dicono: non ci agitiamo, abbiamo piste in ombra e da anni vengono innevate artificialmente. I ghiacciai alpini però in 20 anni hanno perso 25 metri di spessore. Nell'inverno 2023 c'è un deficit di neve in Italia pari al meno 64%. Il Veneto, dopo l'Emilia Romagna, è la regione a maggior rischio alluvione. Friuli Venezia Giulia al quarto posto. Queste alcune delle conseguenze della crisi climatica che negli ultimi anni si sta naturalmente aggravando. Voltiamo pagina, restando sempre in tema
in qualche modo di ambiente, si parla anche di inquinamento atmosferico sui quotidiani locali di oggi. In particolare il Giornale di Vicenza dedica la pagina regionale alla notizia dei nuovi limiti sulle emissioni che l'Unione Europea sta cercando di introdurre per appunto limitare l'inquinamento atmosferico. Ebbene, il Veneto, la regione del Veneto, da qualche mese è alla guida, o comunque tra quelle che si oppongono a questi nuovi limiti delle emissioni per contrastare l'inquinamento atmosferico, adducendo come motivazione la diversa conformazione morfologica del Veneto, della pianura padana, dicendo i limiti dell'Unione che vuole introdurre l'Unione Europea sono troppo bassi, non riusciremo a garantirli. Ebbene, l'Unione Europea, questa è la notizia di oggi, ha aperto a rinvii nell'applicazione di questa nuova direttiva. L'inquinamento causa troppi morti. Per il commissario europeo all'ambiente le future regole sono quindi essenziali, ma questa appunto è la novità, ci sono situazioni specifiche da riconoscere. Il commento di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto ed esponente della Lega, dice: hanno aperto gli occhi, era importante essere qui a Bruxelles a difendere la nostra comunità. Difendere la nostra comunità, dice Roberto Ciambetti, ed è interessante che la difesa della comunità dei cittadini residenti in Veneto passi, secondo la Lega, attraverso l'opposizione a limiti alle emissioni inquinanti in atmosfera e quindi l'opposizione a misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con 3 notizie flash. La prima sul Gazzettino: catena internazionale per 3 trapianti di rene, prima volta al mondo. Gli ospedali di Padova, Barcellona e Bilbao protagonisti di interventi record. La staffetta aerea della polizia ha permesso di ottimizzare tempi e risorse. Il primo espianto in Veneto alle 8:30, l'organo portato in Spagna ha sostituito quello destinato poi a un terzo paziente. Alle 20:30 dalla regione basca è arrivato l'ultimo tassello per un'operazione conclusa alle 2 di notte. Ancora, sempre sul Gazzettino, cambiamo completamente argomento: la frana del Vajont inclusa tra i primi 100 siti archeologici di interesse mondiale. L'Unione Internazionale delle Scienze Geologiche, IUGS, ha analizzato oltre 180 siti di 56 paesi e ha deciso che la diga del Vajont è un monito per il futuro. Infine, l'ultima notizia di oggi, parliamo di Olimpiadi Milano Cortina. La Corte dei Conti ha evidenziato i mastodontici ritardi nei cantieri e i rischi sulle coperture finanziarie, preoccupazioni in linea con quanto noi denunciamo da tempo. Così la consigliera regionale Cristina Guarda di Europa Verde sulle Olimpiadi 2026. Alcune opere cruciali per la viabilità saranno ultimate a giochi conclusi e per la pista da bob occorre vigilare per possibili ulteriori costi per la regione. C'è una totale incertezza sull'eredità di questi giochi e quindi Cristina Guarda di Europa Verde chiede, per quanto riguarda le Olimpiadi del 2026, se esiste un piano post Cortina. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.